Il Ministero ha fatto ciò che doveva fare e gli impegni assunti arrivano finalmente all'obiettivo. Qui arriveranno quindi nuove unità di personale. Dal 1° di luglio saranno stabilizzati i precari in tutto il livello, tutto il territorio, e in particolare qui una quota pari al 70% di ciò che già oggi è precario. Nuove risorse e la stabilizzazione dei precari che erano entrati in tribunale grazie ai fondi PNRR. Il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, al termine della visita al Tribunale di Padova, accompagnato dal capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, annuncia che negli uffici padovani arriveranno insieme agli assistenti giudiziari 50 nuove unità. A questi numeri che riguardano il personale ovviamente si aggiunge anche il numero che attiene ai magistrati. Anche qui ci sono nuovi concorsi che stanno andando avanti e nuove assegnazioni di cui abbiamo già parlato. Ce ne sono 19 di magistrati che sono distribuiti negli uffici del Veneto. Tutto questo lavoro abbassa che cosa? Le scoperture. Se oggi a Padova abbiamo una scopertura superiore o attorno al 40%, grazie a questi interventi noi andremo a una scopertura molto più bassa, attorno a un 10%. Ostellari visiterà nei prossimi giorni anche gli altri tribunali in Veneto, ma intanto a Padova si sofferma anche sul tema della sicurezza, in particolare della zona rossa nella vicina stazione, dove nell'ultimo periodo sono aumentati i bivacchi, e non risparmia una critica all'amministrazione comunale. La zona rossa è uno strumento fondamentale, utile, che noi abbiamo come governo aumentato e potenziato nella sua struttura. Certamente funziona meglio se viene applicata all'interno di un contesto che crede davvero nella garanzia di sicurezza, nel garantire sicurezza ai cittadini. Credo che questa amministrazione, l'amministrazione di Padova attuale, voglia nascondere un po' la testa sotto la sabbia.